ho parcheggiato l'auto, sono sceso, ho sentito queste persone tutte vestite di scuro, con i cappucci, passamontagna. Ho capito che non sarebbe stata una passeggiata e il terrore l'ho sentito vibrare nel corpo immediatamente, ma pensavo a mie figlie e mia moglie che erano in casa e che avevo appena sentito, alle quali avevo chiesto di staccare l'allarme perché stavo per arrivare a casa. A raccontare i momenti drammatici è l'imprenditore vicentino, ex senatore Alberto Filippi, che ricostruisce quanto vissuto intorno alle 23, in cui un gruppo di malviventi, secondo le ricostruzioni, lo ha sorpreso in garage al rientro nella sua villa ad Arcugnano per poi minacciarlo e picchiarlo. All'inizio ho resistito perché volevo in qualche modo inviare un messaggio al telefono vocale a mia moglie o far partire una telefonata che così capisse. E non ci sono riuscito perché hanno iniziato a darmi pugni, infatti ho l'occhio nero, pugni nel collo, nella fronte, mi hanno sbattuto per terra, ho visto i cacciaviti che me li puntavano, però c'è stato uno che mi ha puntato, ha armato prima la pistola e poi me l'ha puntata in mezzo agli occhi. In quel momento sangue freddo, cercare di non perdere la testa. Subito ho detto che non volevo fare resistenza, mi hanno detto questa è una rapina, accento straniero. Li ho accompagnati fino alla porta, ho aperto la porta, me ne hanno destinato uno che aveva un cacciavite molto lungo che me l'ha puntato al fianco, mentre gli altri salivano e andavano di sopra dai miei familiari. Qui i malviventi lo hanno portato in un'altra stanza rispetto al resto della famiglia, bloccandolo con un cacciavite puntato alla schiena mentre rubavano oggetti di valore. Lì è stata un'ora interminabile e dopodiché, finita quest'ora, mi hanno portato su, ho visto che la famiglia stava comunque bene, mi hanno detto di star fermo lì, che loro sarebbero stati lì fuori, invece ovviamente sono scappati, hanno avuto quel quarto d'ora di tempo, ci hanno distrutto, cioè i risparmi di tutta la vita, che erano non pochi, stiamo parlando tra i 2,5 milioni e 3. Un tassello importante per ricostruire le dinamiche, per raccogliere elementi utili per risalire alla banda saranno le registrazioni raccolte dalle telecamere di videosorveglianza, una vicenda su cui indagano i carabinieri accorsi immediatamente nella villa di Filippi. Fortunatamente ci sono delle telecamere nascoste, una moltitudine di telecamere nascoste che possono darci effettivamente degli spunti interessanti. Ad assistere da subito l'imprenditore Filippi, l'avvocato Cesare Dalmaso. È stata una rapina grave, violenta, aggravata, pluriaggravata. Io ho trovato, quando sono arrivato su, immediatamente con i carabinieri, perché Alberto Filippi mi ha chiamato immediatamente, ho trovato una famiglia, Alberto Filippi evidentemente, penso l'abbiate visto anche voi, e non si regge neanche in piedi, una famiglia violentata, violata e violentata, terrorizzata. Un'ora vissuta nel terrore in cui Filippi era separato dai suoi cari e bloccato da uno dei banditi sotto la minaccia di un cacciavite. Hanno separato il padre dal resto della famiglia, quindi minacciando sempre con la pistola, ed è stata un'azione terribile, terrificante. Non è durata un attimo, è durata un'ora di arancia meccanica, un'ora di
un'ora terrificante. All'imprenditore ed ex senatore arriva tutta la solidarietà anche dal mondo della politica. Il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco ha espresso in una nota tutta la sua vicinanza alla famiglia, ribadendo l'impegno del governo sul fronte della sicurezza e sottolineando che il decreto sicurezza va rafforzato e accompagnato da un impegno ancora più deciso per garantire la certezza della pena. È cambiato sicuramente la serenità e sono cambiate tutta una serie di abitudini, mentre prima per esempio uscivo con i cani dopo cena, anche se qui davanti a casa, però adesso ogni volta che apro la porta ho il terrore. Il vero motivo rimane sempre l'ansia e la paura, perché se immagino cosa poteva succedere, come poteva andare, siamo state fortunate, però non dimenticherò mai le figure in penombra che entrano in camera e il momento in cui realizzo che sta iniziando un incubo. È terribile. Resta vivida l'immagine di quell'ora vissuta nel terrore dalla moglie dell'imprenditore ex senatore Alberto Filippi, quando venerdì intorno alle 23 una banda di malviventi incappucciati lo ha atteso in garage minacciando e picchiando Filippi per poi fare irruzione in casa. Ostaggio per un'ora dei banditi, lei in camera con le figlie mentre cercavano oggetti di valore. La preoccupazione per il marito portato in un'altra stanza. Hanno iniziato tutti e due a aprire cassetti e rovistare, fino a quando poi hanno trovato quello che probabilmente stavano cercando e mi hanno fatto stare nel letto con le bambine e ci hanno tenute sequestrate per un'ora di terrore, perché in qualsiasi momento la situazione poteva degenerare, poteva succedere qualsiasi cosa. Fortunatamente non ci hanno fatto del male, ecco. Io poi a un certo punto gli ho detto: vi prego, portate via tutto quello che volete, però non fateci del male. Io avevo il cuore in gola, anche perché avevo paura per mio marito, perché non sapevo più niente e pensavo di trovarlo giù, steso, non so se vivo o morto, in che condizioni l'avrei trovato, perché non sapevo più nulla, non sapevo quanto potesse durare questa situazione e quindi molta ansia, e devo dire che sì, ancora adesso rivivo quei momenti e non so se riuscirò mai a cancellarli. Intanto continuano senza sosta le indagini dei carabinieri di Vicenza. Abbiamo fiducia nelle indagini e quindi attendiamo e speriamo che ci siano dei riscontri il prima possibile e che si concluda questa vicenda quanto prima. Dieci chili di cocaina nascosta nel vano motore dell'auto, un Audi, e in parte nell'abitacolo. Viaggiavano con un quantitativo di droga che, rivenduto sul mercato, avrebbe fruttato 700.000 euro. La coppia di stranieri fermata e arrestata dagli agenti della squadra mobile di Padova all'uscita del casello di Boara Pisani lungo la A13. Tutto è accaduto nel pomeriggio del 16 aprile. I due, lui 36 anni marocchino, lei 37enne di origine romena, genitori di 3 figli tutti minorenni, erano già noti alle forze dell'ordine. A carico dell'uomo precedenti specifici per spaccio di droga e una condanna alle spalle, la donna per reati di truffa e appropriazione indebita. Dopo l'arresto, la successiva perquisizione nell'abitazione della coppia a Cavarzere nel Veneziano ha permesso di trovare e sequestrare oltre 1 chilo di hashish. La misura dell'arresto è stata convalidata dal GIP di Rovigo, procura competente per territorio. Per i due si sono aperte le porte del carcere, il 36enne a Rovigo, mentre la donna a Montorio. I 3 figli della coppia sono stati affidati ai nonni paterni.
Un gesto improvviso, la professoressa che si avvicina a un'alunna e con la forbice le taglia una ciocca di capelli nello sconcerto di tutta la classe. Il fatto alla scuola media Bellini di Mestre, la ragazzina aveva chiesto alla prof di quante righe dovesse essere il riassunto che aveva assegnato alla classe. Una domanda forse di troppo per la docente, che decisa si è incamminata verso di lei tagliandole una ciocca di capelli. Attoniti i compagni, una ragazzina a difesa si è alzata in disapprovazione del gesto violento, ma la prof si è avvicinata anche a lei e con la forbice in un lampo si è trovata una ciocca di capelli in meno. Un gesto inaccettabile per i ragazzini e per i genitori, che ora chiedono nei confronti della docente, una supplente di una supplente, con l'incarico di accompagnare la classe fino a fine anno, che vengano adottati dei seri provvedimenti, nel timore inoltre che possa commettere fatti gravi come quelli accaduti alla secondaria di primo grado anche nella scuola a cui verrà assegnata in futuro. La vicenda si inserisce in un contesto già delicato. L'insegnante, arrivata da circa 3 settimane come sostituta temporanea, aveva iniziato a creare malumori tra gli alunni per i metodi ritenuti severi e valutazioni troppo rigide. Il gesto poi sarebbe avvenuto in risposta a una semplice richiesta di chiarimento su un compito, degenerando in un'azione del tutto sproporzionata. Dopo l'accaduto, la scuola ha avviato verifiche interne per accertare le responsabilità e valutare i provvedimenti da adottare. L'insegnante avrebbe riconosciuto l'episodio parlando di un eccesso e di un tentativo maldestro di farsi comprendere. Intanto le famiglie si sono mobilitate, preoccupate per la sicurezza dei propri figli. Sul piano giuridico il caso potrebbe avere risvolti rilevanti, civili e penali, per abuso di mezzi di correzione e disciplina, mentre riemergono precedenti simili che alimentano il dibattito sui limiti dell'autorità docente. Un fatto gravissimo e che non può essere sottovalutato. La scuola deve essere prima di tutto un luogo di rispetto e di crescita e di tutela per gli studenti, quindi nessuna finalità didattica può giustificare un comportamento del genere. Noi come istituzione abbiamo il dovere di controllare, di vigilare e di intervenire in modo puntuale e deciso su episodi del genere che assolutamente non devono ripetersi. La folle corsa al rialzo dei prezzi di carburanti e materie prime in seguito alla guerra in Iran, oltre che sulle tasche dei cittadini, si fa sentire anche sui bilanci di comuni e province che nelle prossime settimane potranno essere costretti a fare delle scelte drastiche. Le ditte che erogano servizi o effettuano lavori non riescono più a portare avanti i contratti stipulati quando i prezzi dell'energia erano ben diversi dagli attuali. È grande la preoccupazione dei sindaci, che temono di dover tagliare servizi o aumentarne i costi. Penso appunto ai servizi di mobilità, quindi il trasporto pubblico locale, gli scuolabus, ma penso anche agli effetti sugli aumenti dei costi delle materie prime e quindi di conseguenza anche sui costi di cantiere che sono già avviati e che vedono le aziende potenzialmente entrare in difficoltà se i comuni non intervengono attraverso l'incremento dei costi. Incremento dei costi che in questo momento i nostri bilanci non ci consente e quindi il rischio del cortocircuito è abbastanza reale. Il sindaco di Treviso, presidente anche di ANCI Veneto, è rientrato da Roma dove ha incontrato il ministro all'ambiente e alla sicurezza energetica Picchetto Frattin per condividere strategie future. Però servono anche provvedimenti immediati, quindi ci mettiamo a disposizione, ci appelliamo al governo sostenendolo perché chieda a gran voce stabilità a livello internazionale con un'Europa più forte che possa mettere la parola fine a questa situazione che incide sempre e solo nelle tasche dei cittadini. Nell'immediato uno dei servizi più a rischio è quello del trasporto scolastico per i comuni, per le province quello delle asfaltature delle strade. Ricordo che le province in Veneto gestiscono più di 7.000 km di strade e in questo periodo solitamente si fanno i lavori di manutenzione e di asfaltatura. I costi del bitume e di tutti i derivati dei prodotti petroliferi hanno avuto un incremento molto significativo, per cui le richieste di rinegoziazione sono sempre più frequenti. Per il momento comuni e province stanno tamponando con trattative con le imprese. Se la situazione permane, ANCI e UPI stanno monitorando la situazione con tutti i comuni e le province del Veneto proprio per eventualmente elaborare delle proposte e farsi portavoce a livello governativo e parlamentare per interventi normativi di sostegno alle amministrazioni locali che sono in situazioni di grande difficoltà.
Colpito con numerose coltellate all'addome, al collo, al volto, fendenti che non hanno lasciato scampo a Marco Cossi, 48enne friulano originario di Latisana, trovato agonizzante nella notte al lato della strada nel sottopasso della tangenziale tra via Isonzo e via Santi Fabiano e Sebastiano a Padova. Il corpo dell'uomo è stato notato da un passante che verso mezzanotte ha allertato le forze dell'ordine. I medici del 118 hanno cercato di rianimare il 48enne che è morto dopo pochi minuti. Questa mattina i poliziotti della squadra mobile della questura di Padova e la polizia scientifica hanno setacciato a lungo tutta la zona vicino al tratto boschivo a fianco della tangenziale e nei campi vicino all'aeroporto alla ricerca dell'arma del delitto di cui ancora non c'è traccia. Marco Cossi, dopo essersi trasferito dalla Tisana, viveva a Selvazzano Dentro con l'anziana mamma. Un lavoro stabile nel settore della logistica, nessun precedente di polizia, nessuna segnalazione di frequentazioni pericolose che possa far pensare a vendette o a regolamenti di conti. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita. Cosa lo abbia portato in quest'area piuttosto isolata di Padova in piena notte? Forse aveva un appuntamento con una o più persone o è stato un incontro casuale? Conosceva il suo aggressore? Sono tutti interrogativi ancora senza risposta. Al momento però la polizia esclude che all'origine del delitto ci sia una rapina. La vittima aveva in tasca il portafoglio e tutti i suoi effetti personali. I motivi dell'aggressione sono dunque un mistero. Certo è che nella zona i residenti dicono di vedere spesso giri strani nelle ore notturne. Diciamo che non è una zona molto sicura. Ecco, perlomeno per chi passeggia qui con i cani ovviamente c'è una certa sicurezza e per gli altri dopo c'è un via vai continuo, soprattutto di extracomunitari, quello in dubbio come ovunque. Ecco, ogni tanto si sente di qualche aggressione o tentativo di aggressione, quello diventa quasi settimanale. Sono una donna, quindi prova di evitare passare da sola. Il 48enne avrebbe cenato con la mamma e poi sarebbe uscito di casa senza dire dove andava. Non distante dal luogo dove è stato trovato il cadavere è stata rinvenuta l'auto di Cossi, una Golf di colore grigio con le portiere aperte e le chiavi ancora inserite. Indagato per omicidio volontario, è questa la pesante accusa a carico di Samuele Donadello per la morte di Marco Cossi, il 48enne ucciso con oltre 15 coltellate nella notte tra domenica e lunedì a Padova. Dopo un interrogatorio di oltre 10 ore al quale si è presentato volontariamente in questura, accompagnato dal suo avvocato, Donadello ha confessato l'atroce delitto dell'amico. Classe 1979, da tutti conosciuto come Masterchef per la sua esperienza di cuoco in Inghilterra, Samuele avrebbe dovuto aprire un food truck proprio con la vittima in questi giorni. Al momento non è stato disposto alcun fermo. Secondo gli inquirenti non sussisterebbero esigenze cautelari immediate come il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Tuttavia non è escluso che la procura possa valutare nei prossimi giorni eventuali misure restrittive. Il nodo da chiarire ora però è il movente. Intanto emergono dettagli sempre più drammatici sull'aggressione del 48enne. Cossi è stato colpito con estrema violenza al volto, al collo, al torace e all'addome con un coltello che sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Una sequenza di colpi che suggerisce come Marco abbia provato a difendersi e che gli investigatori definiscono come overkilling, brutalità tipica di quando l'aggressore conosce la sua vittima. Il 48enne, originario di Latisana, si era trasferito in Veneto con la famiglia, prima a Noale, dove aveva frequentato le scuole, poi era stato un periodo all'estero e da qualche tempo era tornato nel Padovano per assistere l'anziana mamma con la quale viveva a Selvazzano. Marco lavorava all'azienda Plurima di Veggiano, ditta che effettua trasporti di farmaci. Proprio qui i suoi colleghi si sono chiusi nel dolore, ma hanno deciso di aprire una colletta per aiutare la madre in difficoltà. Un uomo d'oro, così ce lo descrivono i colleghi distrutti dalla perdita, e proprio in queste ore hanno portato un mazzo di fiori e dei lumini in via Santi Fabiano e Sebastiano, dove quella maledetta notte Marco perse la vita.
Sono le prime parole di Fabio Gallina dopo la dimissione dall'ospedale a seguito della rapina in casa subita domenica sera nella sua villa di via Cabembo, a 2 passi dal municipio di San Zenone degli Ezzelini. Un agguato quello che Gallina, 61 anni, fondatore col fratello Paolo del Forno d'Asolo, oggi del gruppo Samontana, ha subito intorno alle 20 al suo ritorno da un giro col cane all'interno del grande giardino. Come ha richiuso l'animale nella sua cuccia, Gallina è stato raggiunto da un pugno in pieno volto che l'ha stordito, permettendo ai banditi, pare almeno 3, di spogliarlo, imbavagliarlo, coprendogli parzialmente anche gli occhi, e di bloccarlo mani e piedi con delle fascette col guinzaglio del cane. Il tutto per 20.000 euro custoditi nella cassaforte, dove i banditi hanno anche sottratto una pistola per poi dileguarsi nel buio. Solo dopo 3 ore Fabio Gallina, dolorante e sanguinante, è riuscito a liberarsi le gambe e a scendere dalla villa fino alla pizzeria sottostante, dove è stato soccorso. Lui che è arrivato qua legato con le mani dietro col cane, è un pastore e basta. Là abbiamo chiamato subito i carabinieri, dopo è arrivata l'autovolanza e effettivamente sono arrivati. Lui era qua in mutande, l'abbiamo coperto con delle coperte nostre, perché così. Sanguinante anche? Un po' tutta la faccia tutta sbattuta. Ecco, questo è quello che posso dirgli, perché poi di più non... Tutto questo è accaduto verso che ore? 9? Secondo lui è caduto verso le 8, qualcosa, però lui è arrivato qua quasi alle 11. Alle 11? 10:30 passate, perché avevamo appena chiuso le porte, stavamo finendo le pulizie, è arrivato qua e mio figlio che è venuto fuori, l'ho visto, ho detto, ma dove va quello là così in mutande? Insomma, ho preso paura, dopo sono fuori, ho visto che conoscevamo, che era lui, insomma. Fabio Gallina è rimasto in osservazione all'ospedale di Castelfranco fino al primo pomeriggio, per poi fare il ritorno a casa. Queste le sue ultime parole al citofono. Ci diamo un appuntamento tra un paio d'ore? No, perché ho altre cose da fare, non vorrei fare l'intervista. Si svolgerà mercoledì l'autopsia sul corpicino di Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddiq, il bambino di 2 anni di origine egiziana, morto martedì scorso dopo una disperata corsa all'ospedale di Padova durante un intervento al braccio destro considerato di routine all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Sul caso indaga la procura di Padova dopo l'esposto presentato dalla famiglia. Nel frattempo, nell'ULSS 5 Polesana, la Regione Veneto ha inviato gli ispettori. Abbiamo attivato una procedura con Azienda Zero che permette ovviamente delle visite ispettive dopo l'audit clinico da parte del reparto. Questo è quello che noi amministrativamente dobbiamo fare, poi ovviamente la procura farà il suo corso e noi siamo assolutamente convinti che la procura sarà in grado di dimostrare eventuali responsabilità del caso. La famiglia di Adam da subito ha chiesto che sul caso venga fatta piena luce. In Italia da 1 anno con i genitori e i fratelli, Adam viveva a Fidenza nel Permense. Accanto ai genitori disperati per la perdita del loro figlio più piccolo, l'Associazione degli Egiziani in Italia. Domenica in 200 hanno chiesto giustizia davanti all'ospedale polesano. Vogliamo che esci fuori la verità di questo ospedale, vogliamo sapere cosa è successo al nostro figlio. Giustizia! 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 Tante le domande aperte. La famiglia, attraverso i suoi legali, vuole capire dove sia morto Adam, se in ambulanza durante la corsa verso l'ospedale di Padova o se dopo l'arrivo nella città del Santo, e il perché non sia stato usato l'elisoccorso. Una volta restituito alla famiglia, i funerali del piccolo Adam si svolgeranno in Egitto. Per un pomeriggio una quindicina di auto sono state parcheggiate davanti al sagrato della chiesa di Santa Maria Elisabetta, al Lido di Venezia. L'iniziativa della Proloco del Lido di Venezia di Pellestrina per la manifestazione Lido in primavera ha diviso l'isola tra favorevoli e contrari. A dare fuoco alle polveri delle polemiche è stato Paolo Bonafè, segretario comunale di UDC Venezia, che ha contestato duramente in un comunicato diramato a tutti la scelta di trasformare per qualche ora il sagrato della chiesa di luogo di culto in un'area di sosta per borghi di lusso. In un momento come questo di campagna elettorale, tanto è bastato ad infiammare il dibattito già in corso. La Proloco si è immediatamente scusata se la scelta potesse aver urtato la sensibilità di qualcuno, spiegando di averlo fatto in buonissima fede
non per mescolare sacro e profano, ma nell'esclusivo intento di dare visibilità in termini positivi al Lido di Venezia, questa missione da sempre della Pro Loco. C'è stato infatti anche chi ha dato un plauso all'iniziativa e in centro le Lamborghini sono state accolte da un bagno di folla, ma questo non è piaciuto a tanti parrocchiani. Venerdì 17 aprile con l'arrivo delle Lamborghini arriveranno qua al Lido appunto 17 autovetture e scelgono nuovamente il Lido per le loro esposizioni, tantissimi temi e tutte le età. In primis la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Franca Ongaro e realizzeremo sabato mattina dei laboratori che hanno a tema violenza e bullismo verso gentilezza e solidarietà. Avevamo un caso di un paziente con una neoplasia renale molto complessa, in cui il rischio era di dover asportare tutto il rene, mentre sappiamo che soprattutto con la chirurgia robotica la tendenza è di asportare solo la lesione preservando il resto del rene. Per essere sicuri di fare la cosa migliore, avendo a disposizione diversi approcci, abbiamo deciso di far stampare quello specifico rene e quindi è stato stampato e creato un modello in silicone customizzato, cioè specifico per quel paziente. Su quello abbiamo provato diversi approcci selezionando il migliore che poi è stato applicato al paziente e questo ha permesso di eseguire un intervento molto più rapidamente, in una maniera molto poco invasiva, per cui il paziente non ha perso sangue, è stato dimesso in prima giornata e sta benissimo. Eccolo il modellino di incredibile realismo su cui si sono esercitati i chirurghi di urologia dell'azienda ospedale di Padova. Grazie a questa riproduzione in 3D, il paziente affetto da una neoplasia complessa al rene ha superato con successo l'intervento realizzato con l'impiego della chirurgia robotica. Questa è una delle potenzialità di questa tecnica. È la punta di un iceberg, nel senso che comunque appunto tantissima attività robotica viene fatta presso l'azienda ospedaliera e sta aumentando di fatto negli anni sempre di più. Tra l'altro appunto intervenire con i robot significa ridurre innanzitutto i tempi dell'intervento della degenza, ridurre le complicazioni. Grazie alle immagini della TAC è stato creato il modello personalizzato in 3D in un materiale che rende molto simile ai chirurghi l'esperienza dell'operazione. Centrale anche l'utilizzo della chirurgia robotica che trova sempre maggiore impiego nelle sale operatorie. La robotica sta soppiantando la laparoscopica e questo è il futuro. Quindi questa è la storia della robotica che sempre più, io vedo ad esempio colleghi chirurghi generali, i chirurghi del fegato e delle vie biliari, chirurghi toracici, chirurghi pediatri, ginecologi, otorinolaringoiatri, trapianti renali, cioè tutte queste realtà incidono sul gruppo robotico dell'azienda.